Siamo in biblioteca a Realmonte, è in corso un'iniziativa molto importante che si inserisce nell'ambito del 25° anno del progetto Nati per Leggere. Con noi stamattina è presente la responsabile del presso dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte, del presso dell'infanzia, un giovane scrittore, Santino Di Mauro, i ragazzi che sono il nostro cuore, il nostro centro, e le loro famiglie. Il progetto appunto si inserisce in un percorso che i ragazzi faranno con le loro famiglie, dove la lettura è al centro e l'ascolto è importantissimo, lettura a bassa voce si dice, per abituare appunto all'ascolto. Il giovane scrittore Santino Di Mauro ha donato il suo testo stamattina, che rimarrà in biblioteca qua a Realmonte. Si chiama L'onda del destino, è un componimento, il primo, molto molto bello. Con noi, dicevo prima, la professoressa Speranza, la quale è da sempre impegnata in attività molto importanti che hanno veramente al centro i ragazzi, la loro cultura, la loro crescita, la consapevolezza e i valori. A coordinare il tutto il mio responsabile d'area, il professore Luciano Carrubba, che ancora una volta ha dimostrato che il lavoro su un territorio deve passare necessariamente per la crescita di un territorio, deve passare necessariamente per la cultura. Oggi abbiamo affrontato un tema molto importante che a me sta molto a cuore, che è proprio quello della lettura. Per me leggere rappresenta l'investimento più grande che possiamo fare del nostro tempo, perché grazie alla lettura possiamo spaziare con la fantasia e scoprire mondi nuovi. Inoltre, attraverso la lettura siamo in grado di scoprire parole nuove e nuovi modi di esprimerci. Se siamo in grado di esprimerci, riusciamo poi a comprendere e a conoscere meglio sia gli altri che noi stessi. Da parecchi anni nella scuola dell'infanzia di Realmonte noi portiamo avanti questo progetto Nati per Leggere, perché la finalità è indispensabile per lo sviluppo armonico del bambino. Fin dalla tenera età la lettura, specialmente a bassa voce, è alla base per una crescita emotiva, creativa e fantasiosa del bambino. Nati per Leggere è un progetto nazionale che abbraccia biblioteche, scuole di tutto il territorio nazionale. Ha uno scopo comune, filo conduttore di queste attività è quello di stimolare e invitare le famiglie, quindi i loro figli, alla lettura. In sociologia della cultura si parla di lettura a voce alta e lettura a voce bassa, cioè è fondamentale oggi attenzionare una lettura a voce bassa a partire dai primi anni. Nati per Leggere ci insegna che già dai primi mesi, per arrivare ai primi 3 anni di vita del bambino, già nella lettura il bambino assimila, conosce, impara. Quindi oggi, Nati per Leggere oggi, è tutto il percorso che il sindaco, questa amministrazione comunale sta portando avanti, quindi con le attività in biblioteca, memoria e patrimonio, gli interventi culturali. Tutto questo possa essere, come dire, possa generare quelle fondamenta che fanno solo bene al nostro tessuto sociale.